campus di Carpi. Abbiamo programmato questa serata per dare l'informazione sul rischio amianto, data da un esperto molto autorevole che è qui a fianco, il professore Morando Soffritti, direttore dell'Istituto Ragazzini di Bologna, ed è anche professore al Mount Sinai School. Il caso di San Felice è rappresentato da questo cumulo di amianto frantumato che è a poca distanza da noi. Inizialmente cominciamo a capire qual è il rischio che comporta questo cumulo, poi vedremo gli altri aspetti da considerare. Passo la parola al professore. Grazie dell'invito, che devo dire ho accettato subito molto volentieri, perché la situazione che mi è stata descritta, le fotografie che ho ricevuto certamente meritano una particolare attenzione. Io parlerò questa sera, come del resto mi è anche stato chiesto, dell'amianto come problema di sanità pubblica, e quindi l'amianto sia che si presenti come una fibra mescolata al cemento per produrre il cemento amianto, sia che si presenti a chi fa le manutenzioni e viene esposto a questa polvere di cemento amianto, o qualsivoglia situazione possa trovarsi di fronte all'amianto, le problematiche sono sempre tutte uguali. Quello che cambia è il livello di esposizione alle fibre di amianto, cioè il numero di fibre d'amianto che si respirano, che si ingeriscono, che si toccano. Più alta è la esposizione, come vedremo, e maggiore è il rischio. Quindi un dato fondamentale in situazioni in cui c'è amianto è di sapere quante fibre ci sono, come queste fibre si distribuiscono, e sulla base di questo e sulla base quindi di quelle che sono le conoscenze sui rischi dell'amianto prendere le adeguate decisioni. Ovviamente io non entrerò nel merito della situazione di San Felice del Panaro perché non la conosco, ecco, quindi non posso dare indicazioni né su quello che si dovrebbe fare né su quelle iniziative che si dovrebbero prendere, ecco, perché però parlo, come dicevo, dell'amianto. Vediamo la produzione mondiale dell'amianto. Perché è importante conoscere la produzione mondiale di amianto? Perché l'amianto è un materiale che non si distrugge, cioè noi lo superficializziamo dalle rocce, lo lavoriamo per renderlo appunto adatto a entrare a far parte dei vari manufatti. Poi considerate che l'amianto viene utilizzato per oltre 3.000 usi, che vanno dall'uso di filtri per chiarificare le birre o il vino fino al cemento amianto, che certamente è quello l'uso maggiore che si fa dell'amianto, e tanti altri, guanti, valvole, freni delle automobili e così via. La punta massima di produzione dell'amianto è stata tra gli anni 70 e gli anni 90-95, quando nel mondo si producevano oltre 4-5 milioni di tonnellate all'anno di amianto. A partire dall'inizio degli anni 90 l'amianto è stato bandito in vari paesi
nel nostro paese nel 1992, attualmente sono oltre 50 i paesi che hanno messo al bando l'amianto. La cosa che fa un po' sorridere è che gli americani, che hanno dato un grosso contributo a mettere in evidenza i rischi dell'amianto, soprattutto con il dottor Salikov, mentre in tanti paesi come l'Italia, il Giappone e altri paesi europei l'amianto è stato messo al bando, negli Stati Uniti ancora non è stato messo al bando. Quali sono gli impieghi industriali dell'amianto? Si stima che l'amianto, come dicevo prima, venga utilizzato per la produzione di oltre 3.000 tipi di prodotti che riguardano settori industriali quali il cemento amianto per la costruzione di case, di tetti di case o di capannoni, materiale isolante, materiali di frizione come per le pastiglie dei freni delle automobili, per la produzione di carte e cartoni, per la produzione di tessuti, plastiche, guarnizioni e filtri, per elencare quelle che sono le maggiori categorie. Nell'ambito di ciascuna di queste categorie ci vengono fatti decine e decine di usi diversi. A seguito di questa quantità prodotta, che ripeto diventa sempre più grande questa quantità perché le fibre di amianto non si distruggono, quindi si accumulano. Le categorie di lavoratori che sono esposti ad amianto sono, anche qui divisi per categorie, gli addetti alla estrazione dell'amianto, cioè quelli che lo superficializzano dal minerale, gli addetti alla produzione e lavorazione dei manufatti, gli addetti alla installazione dei manufatti, cioè delle paratie di cemento amianto o quant'altro, e gli addetti alla manutenzione, perché poi se prendiamo una casa fatta di cemento amianto, questa casa in determinate situazioni può deteriorarsi o ha bisogno di cambiamenti, di interventi demolitivi o quant'altro. Ecco, chi compie questi ovviamente è esposto a che cosa? Alle polveri che si liberano da queste demolizioni, ad esempio. Ci sono poi gli addetti alla demolizione ed alla bonifica, cioè quelle persone, quei lavoratori che sono chiamati a, come si dice, a bonificare là dove esiste l'amianto e quindi a spostarlo da una parte alla quale la popolazione può essere maggiormente esposta ad un'altra parte dove o può essere isolata, nel senso che vengono riempite delle cave di questo cemento amianto e quindi tenuto più isolato rispetto agli ambienti dove vive maggiormente la popolazione, eccetera. Voi vi rendete conto che in tutte queste categorie si parla di centinaia, milioni di persone che sono esposte all'amianto. E proprio perché l'amianto è presente in tante situazioni, in tanti usi, è ovvio che la popolazione generale, quindi non soltanto i lavoratori, la popolazione generale si trova ad essere esposta a queste fibre. Per dare un'immagine di dove l'amianto può trovarsi, questi sono il disastro delle Twin Tower di New York, dalla distruzione delle quali si è liberato per una grande quantità di polvere e in particolar modo di polvere che conteneva fibre di amianto, perché negli anni in cui queste torri furono costruite l'amianto era
era molto utilizzato e tutte le infrastrutture, quelle di acciaio, i cavi, eccetera, erano stati rivestiti di amianto, soprattutto con lo scopo di proteggere le strutture dagli incendi, perché l'amianto ha una proprietà che difende, che è capace di resistere sia al caldo che sia alle forti temperature che alle basse e bassissime temperature. Per cui a seguito di questa distruzione che si è verificata a New York nel 2001, per circa un mese e mezzo i fumi si sono sviluppati da queste macerie. E un dato interessante è che i colleghi americani dell'Environmental Protection Agency ci hanno dato un campione di queste polveri, un campione di polveri che era stato raccolto dalla strada, dai davanzali delle case, e questo campione è stato analizzato nella sua per mettere in evidenza quali erano i costituenti di queste polveri, e noi abbiamo instillato attraverso la trachea nei polmoni di un certo numero di ratti per vedere che cosa questo materiale polveroso poteva generare negli animali, perché voi sapete che le polveri molto spesso possono essere il veicolo di sostanze chimiche o di polveri fini e ultrafini. Ebbene, il risultato di questo esperimento ha messo in evidenza che queste polveri sono state in grado di produrre in 4-5 casi dei tumori estremamente rari nel nostro ceppo di ratti, tipi di tumori, l'angiosarcoma, che può essere indotto soprattutto da composti chimici, il che validerebbe la ipotesi che in queste polveri c'erano presenti delle molecole chimiche che hanno svolto un'azione tossica nei confronti dei tessuti del polmone. Questa è un'altra fotografia che riproduce la situazione del 2001 a Londra. Quali sono gli effetti patologici dell'amianto? Alcuni cenni storici delle patologie d'amianto. I primi casi di fibrosi, cioè di infiammazione cronica polmonare, sono stati descritti all'inizio del 1900. Allora non si moriva per patologie tumorali dell'amianto, perché la gente non viveva così a lungo per sviluppare questi tipi di malattie. La gente ammalava, essendo la esposizione di livelli molto elevati, la gente ammalava di una infiammazione cronica dei polmoni, come gente esposta al silice, altrettanto in altre situazioni si ammalava di bronchiti croniche e infiammatorie severe che poi trasformavano il polmone in una massa inerte, incapace di assorbire ossigeno e di eliminare anidride carbonica. Ebbene, negli anni 20 fu descritta la fibrosi, come dicevo, per l'esposizione all'amianto, che poi fu chiamata nel 1927 e ancora oggi è stata chiamata asbestosi. Nel 1935, dopo oltre mezzo secolo dal suo impiego industriale, venne prospettata l'associazione tra esposizione all'amianto ed insorgenza di cancro polmonare. Nel 1960 furono descritti i primi casi di mesotelioma della pleura in lavoratori esposti ad amianto. Il mesotelioma della pleura è un tumore estremamente raro e che può essere che insorge soprattutto a causa della esposizione ad amianto, ed è talmente raro che ogni qualvolta che si manifesta
in pazienti, in persone esposte ad amianto, viene considerato il tumore sentinella, e cioè il tumore che indica che in quella situazione c'è una contaminazione di fibre di amianto. Gli aumenti dei decessi in esposti ad amianto rispetto agli attesi. Cioè consideriamo, sulla base di indagini che sono state fatte prevalentemente su un gruppo molto vasto di lavoratori, sono i lavoratori dei cantieri navali della città di New York e dei cantieri del New Jersey negli Stati Uniti. Il professor Serikov ha raccolto i casi di oltre 15.000 lavoratori dei cantieri navali e nel corso degli anni, circa 20-25 anni, è andato a cercare lo stato vitale di questi 15.000 lavoratori e ha visto che cosa? Che ovviamente c'erano persone viventi, ma fra quelle che erano decedute lui ha osservato un aumento rispetto al numero degli attesi di queste patologie, e cioè di neoplasie di tumori polmonari, mesotelioma pleurici, mesotelioma peritoneali, tumori della laringe, tumori dell'orofaringe, del tratto gastrointestinale e dei polmoni e dei reni. Patologie polmonari infettive anche, perché i processi infiammatori dei polmoni sono molto irritanti e quindi favoriscono lo sviluppo di stati febbrili e di bronchiti croniche con febbre e così via. A distanza di quasi 100 anni, l'Agenzia Internazionale di Ricerche sul Cancro di Lione, che è quella agenzia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che si occupa di valutare quelli che sono gli agenti chimici o fisici ai quali le persone, lavoratori o popolazione in generale, può essere esposta, e di queste sostanze, sulla base della documentazione scientifica disponibile, dice se ci sono tutti gli elementi per poter dire che la esposizione a queste sostanze chimiche o fisiche possono produrre tumori. Ecco, nella ultima valutazione che ha fatto questa agenzia nel 2009 ha riconosciuto che c'è sufficiente evidenza, il che vuol dire che è evidente, che l'esposizione ad amianto può produrre tumori al polmone, mesoteliome della pleura e del peritoneo, oltre che tumori della laringe e dell'ovaio nella donna. Dell'ovaio nella donna perché? Una ipotesi che è stata fatta da un gruppo di ricercatori americani. Voi sapete che i cosiddetti preservativi, di cui si avvalgono molto spesso gli uomini per evitare patologie infettive, sono mantenuti in confezioni che contengono talcol. Il talcol è contaminato molto spesso, talcol soprattutto nel passato, si verificava nel passato, conteneva fibre di amianto. E allora da questa attività sessuale fibre di amianto risalivano dai genitali femminili ed entravano nell'addome e si arrivavano a collocarsi vicino alle ovaie. E da questo l'aumento del rischio di tumori dell'ovaio riscontrato e riconosciuto come dovuto appunto a esposizione a queste fibre. Altre sedi per le quali non c'è ancora un'evidenza conclamata, ma però c'è da pensare un forte sospetto, sono i tumori del colon retto, della faringe e dello stomaco.
L'insieme di tutti questi tumori rappresenta circa il 60-70% di tutte le cause di morte per tumore, quindi non è una incidenza che è da trascurare. Quali sono le previsioni che vengono fatte oggi nei vari periodi? Che cosa ci dobbiamo aspettare per il prossimo futuro? Queste sono indicazioni che ci dicono i casi di mesotelioma in alcuni paesi, che nel 1986, ad esempio in Gran Bretagna, erano poco più di 400 all'anno. In conseguenza dell'uso diffuso che c'è stato negli ultimi 30-40 anni di fibre di amianto, ci si aspetta che nel 2015 i casi di mesotelioma passino da 420 a 1750 in Gran Bretagna. In Italia si pensa che da 440 casi nell'86 di mesotelioma all'anno, nel 2015 si passerà a 940 casi. Ma questi numeri, questi casi di tumore sono indicativi, perché per ogni mesotelioma ci sono almeno 2 o 3 tumori del polmone, 2 o 3 tipi di altri tipi di tumore, e quindi il danno provocato dall'esposizione all'amianto è certamente molto più elevato. Che cosa sappiamo noi una volta che queste fibre entrano nel nostro organismo? Che cosa è che si può verificare? Quello che noi sappiamo è che all'interno del nostro organismo queste fibre possono essere modificate, distrutte, eliminate. Le fibre di crisotilo, che rappresenta circa il 90% del tipo di amianto utilizzato, sono chimicamente e fisicamente molto più reattive delle fibre cosiddette anfiboliche, cioè altri tipi di fibre, e per questa reattività tissutale perdono le loro caratteristiche strutturali e si frammentano in fibrille più piccole. Tali fibrille possono essere rimosse dal polmone ed esalate attraverso le vie bronchiali e rimosse dal sistema linfatico e vascolare ad altri organi del corpo. Questo può spiegare il fatto che se cessa l'esposizione nel tempo, la concentrazione tissutale di fibre può diminuire e quindi, per quel discorso che facevo, che il rischio dipende dalla dose, e quindi ne deriva anche che diminuisce il rischio cancerogeno. È lo stesso discorso che vale, ad esempio, per il fumo, il rischio di cancro del polmone in fumatori. Se un fumatore smette di fumare, dopo 10-15 anni il rischio di sviluppare cancro del polmone è pari a quello delle persone che non hanno mai fumato. E quindi questo lo dico perché ci sono alcuni che dicono è sufficiente una fibra per provocare il cancro o del polmone o della pleura o del peritoneo, e quindi non vale la pena impegnarsi in operazioni di bonifica, di rimozione dell'amianto, perché tanto è sufficiente una fibra, e una fibra si respira dappertutto, e questo non è vero, perché anche se noi siamo stati esposti ad amianto, se noi cessiamo di essere esposti, nel tempo l'effetto della nostra esposizione può sparire, e quindi da questo l'importanza che l'amianto sia stato eliminato dall'uso all'inizio degli anni 90, e l'importanza di bonificare là dove ci sono siti dove è depositato, dove è presente l'amianto, affinché l'esposizione cessi quanto più possibile. Abbiamo
evidenza epidemiologica che dimostra che negli esposti ad amianto è stato osservato a partire dal 1989 che tutti i tipi di fibre di asbesto possono essere rimossi, compresa la crocidolite, che è quella che si dice sia la più rischiosa, e per la quale è stato stimato in uno studio di coorte australiano un tempo di dimezzamento nel polmone di 92 mesi, cioè in 92 mesi, quasi 8-9 anni, si può avere una rimozione delle fibre che si sono respirate precedentemente. Per quanto riguarda il crisotilo, la grande maggioranza delle fibre viene rimossa nel volgere di alcuni mesi, mentre le altre hanno tempi più lunghi. E questo, ripeto, è importante avere presente questa informazione, perché tutto là dove si vede, si scopre la presenza di amianto, la sua rimozione di fatto diminuisce il rischio in prospettiva. Ecco. Questo dato della rimozione dell'amianto è stato dimostrato nell'uomo, ma è anche stato dimostrato sperimentalmente. E si è visto, ad esempio, che i maschi ratti trattengono le fibre più a lungo delle femmine. La permanenza delle fibre aumenta con la dose cumulativa totale, più alta è la dose che si respira e maggiore queste fibre prendono tempo per essere smaltite. Il tempo di permanenza del crisotilo è inferiore a quello degli altri tipi di amianto. La quantità di fibre accumulata nel polmone in 6 mesi di esposizione alle dosi studiate risulta potenzialmente eliminata dopo 16 mesi, questo nel ratto. E quindi, oltre alla evidenza epidemiologica, cioè di quello che succede nell'uomo, anche studi sperimentali hanno evidenziato che una rimozione dell'amianto avviene. Ribadisco che questi dati epidemiologici sperimentali riguardanti la possibilità di rimozione dal corpo delle fibre dell'amianto inalato indicano che se cessa o diminuisce l'esposizione il rischio può diminuire. E ciò, ripeto quello che già accennavo prima, è in contrasto con il principio della dose grilletto, cosiddetta grilletto, cioè di quella dose, di quella fibra, poche fibre che possono essere in grado di colpire le cellule. Ogni ritardo quindi ad intraprendere interventi di bonifica o di protezione per ridurre l'esposizione costituisce, se non ci sono motivi ragionevoli, una responsabilità personale ineludibile. Tralascio questa diapositiva che indica come l'asbesto sia in grado di produrre direttamente tumori. Caratterizzare gli effetti. Dopodiché abbiamo studiato tutti i tipi di asbesto, la crocidolite, la mosite, l'antofillite, il crisotilo, che sono tutti tipi diversi di fibre che si trovano prevalentemente una fibra in un determinato paese, gli altri distribuite in paesi diversi. E anche qui abbiamo visto che la incidenza di mesotelioma pleurici, a seconda delle varie tipi di fibra, non variava di tanto, si passa dal 97% all'80-75%, e quindi questo dimostra che non c'è la fibra buona e la fibra cattiva. Poi si dice che l'amianto si trova dappertutto, lo si respira lungo la strada, lo si respira nelle case, lo si respira negli ambienti lavorativi. Per cui, essendo una singola fibra o due fibre che possono essere in grado di produrre i tumori da amianto, la quantità
sapere la quantità di esposizione non ha importanza dal punto di vista del rischio. Ecco, poi noi anche qui abbiamo fatto degli studi e abbiamo visto che trattando gli animali con un gruppo con 10 mg per centimetro cubo di liquido, un altro con 5 mg, un altro con 1 mg, abbiamo visto che si passava dal 50% negli animali trattati con 10 mg a 17% a quelli trattati con 5 mg e a quelli trattati con 1 mg nessun tipo di tumore era insorto, e quindi è importante prendere in considerazione anche la entità della esposizione. Altrettanto importante la dose espositiva in relazione alla quello che si chiama la latenza, e cioè il periodo, gli anni che intercorrono tra l'inizio della esposizione e la cessazione e la insorgenza di questi tumori dovuti ad amianto. E anche qua ci aiutano a comprendere esperimenti che abbiamo fatto, dove animali esposti a 25 mg per centimetro cubo sviluppavano tumori in 58 settimane, tra maschi e femmine una media di 55 settimane. Negli animali esposti a 10 mg 79 settimane, altrettanto 79 settimane, e quelle che a 1 mg 90 settimane, quindi una grande differenza tra gli animali esposti a più alta dose, in cui il periodo è più breve, rispetto agli animali esposti ad alta dose, a bassa dose, in cui il periodo è più lungo. Parliamo dell'amianto come composto fibroso capace di produrre quelle patologie di cui prima parlavo. Per cui oltre alle industrie che producono amianto sono sorte altre industrie che producono materiale fibroso cosiddetto artificiale, cioè non naturale. Fra queste fibre artificiali ci sono le fibre di vetro, le fibre di roccia, di scoria, le fibre di ceramica. Queste ultime sono quelle che hanno sostituito le pasticche di amianto nei freni delle automobili. Ebbene, anche qua noi abbiamo studiato questi cosiddetti sostituti dell'amianto e abbiamo visto che i tumori polmonari si sviluppano in animali esposti a fibre di vetro, come altrettanto i mesoteliomi. Le fibre di roccia inducono con minore potenza adenomi polmonari e altrettanto i mesoteliomi. E per quanto riguarda le fibre di ceramica producono anch'esse mesoteliomi. E quindi in conclusione cosa possiamo dire? Che per concludere il discorso precedente sulle fibre artificiali, quelle sono state introdotte senza la valutazione adeguata del rischio che potevano produrre. Perché se quegli esperimenti che noi abbiamo fatto a distanza di 10-15 anni dalla loro introduzione nel mercato fossero stati fatti prima della diffusione nel mercato, ci si sarebbe accorti che queste fibre andavano a sostituire in modo non adeguato l'amianto per sostituire il quale erano state inventate. Ecco. In conclusione, il mesotelioma, come tutti gli altri tipi di tumore, dipende certamente anche dalla predisposizione, ma soprattutto dalla esposizione, che è la quantità di dose moltiplicato la durata. Che cosa vuol dire? Che possono esserci persone esposte a bassissime dosi per anni, 5, 10, 20 anni,
a basse dosi, ma la moltiplicazione dà una quantità che può essere la stessa di una persona che è esposta ad alta dose per un breve periodo. Quindi quello che conta è la quantità accumulata. Non ci sono basi scientifiche che possono giustificare la teoria della dose grilletto, cioè che può esserci una o due fibre che possono produrre tumore. L'amianto, se cessa l'esposizione, può essere rimosso e quindi in prospettiva può diminuire il rischio. Oltre a questo è importante sapere che l'amianto è un cancerogeno completo, non ha bisogno di altri agenti per sviluppare una patologia. Non c'è differenza sulla cancerosia dei vari tipi di fibre, come ho dimostrato. Esiste una correlazione dose dipendente tra esposizione ad amianto, incidenza e periodo di latenza. L'amianto veicolati ai vari tessuti organi può indurre vari tipi di tumore. E quindi sulla base di queste valutazioni non si può considerare altro, l'amianto non può essere considerato altro che un grande problema di sanità pubblica. Come limitare gli effetti nocivi per la salute dovuti all'amianto? Optando per la soglia espositiva 0, cioè non esserci esposizione a fibre di amianto. E questo è stato anche lo scopo di aver messo al bando l'amianto e non di aver ridotta la sua produzione per ridurre l'esposizione. Come affrontare il problema dell'amianto già presente nell'ambiente? Garantendo un adeguato monitoraggio ed affinando le tecniche di bonifica attraverso anche una formazione e aggiornamento continuo del personale. Una volta che si rinnova l'amianto, dov'è che può essere collocato? L'amianto può essere come e dove collocare le scorie che risultano dalle bonifiche, è un problema che non è ancora risolto in modo soddisfacente, che se ne parli non si sa ancora bene come fare. Come affrontare il problema dei sostituti dell'amianto? Aggiornando le conoscenze scientifiche sui vari materiali alternativi, attraverso studi di laboratorio che consentano di predire quali quantitativamente i potenziali rischi. Come assistere adeguatamente le fasce di popolazioni esposte professionalmente e ambientalmente, programmando iniziative di sorveglianza oncologica fattibili e utili, soprattutto per le patologie oncologiche che insorgono prevalentemente in età avanzata. Quali sono questi tumori per i quali la diagnosi precoce può essere possibile? Ad esempio quei tumori di cui è stato dimostrato un aumento di rischio là dove ci sono persone che sono state esposte ad amianto, in particolar modo il tumore del grosso intestino, dello stomaco, il tumore della laringe, sono tutti tipi di tumori per i quali oggi ancora non si fa niente. Ci sono categorie lavoratori per i quali si sa che sono stati esposti ad amianto. A questi fanno periodicamente dei raggi, i raggi RX del torace e non fanno invece quelle indagini che possono prevenire la crescita di particolari tumori come sono quelli della laringe, come sono quelli dello stomaco, dell'intestino, che possono essere individuati nella loro fase iniziale. In conclusione, quindi, si parla dell'amianto, delle sue patologie, si fanno conferenze nazionali, l'ultima è stata fatta 2 o 3 anni fa, una conferenza nazionale sul problema amianto nel nostro paese, quello che si pagano, si sostengono con finanziamenti ricerche per la cura delle patologie da amianto, molto poco si fa per intervenire là dove l'amianto si trova, allontanarlo da dove le persone vivono e soprattutto sulle persone che sono state esposte non si fanno quei controlli di diagnosi precoce per quei tumori per i quali la diagnosi precoce è possibile. Grazie.